Mi trovo a Butrio, sono un po' l'inviato del gusto e del vino e sono a trovare il Conte Alberto qui nella sua tenuta, nella sua azienda, proprio per capire, ecco, nel momento della pandemia, della famosa quarantena, ecco, come sono riuscite le cantine ad arrivare ai loro clienti. Ci sono stati tanti mezzi, cioè online, la vendita a domicilio, poi la grande distribuzione Conte che chi aveva delle grosse quantità di vino ha potuto vendere alla grande distribuzione, alla GDO, la famosa, no? Ecco, la sua azienda, come vi siete mossi voi, sinceramente? Sì, come ci siamo mossi? Dal punto di vista vendita di vino abbiamo mantenuto i contatti telefonici, con messaggi, con qualunque mezzo con i nostri clienti per fargli capire che gli eravamo vicini, per cercare di interagire e di eventualmente proporgli qualche nuova forma per rimanere aperti e per consegnare vino. Per quanto riguarda le consegne dirette non ne abbiamo fatte molte. Se qualche privato ci chiamava perché voleva comprare il nostro vino, cercavamo di indirizzarlo a qualche nostra enoteca che faceva distribuzione. Cioè non abbiamo voluto saltare quella che è la naturale filiera del vino attualmente. Per quanto riguarda la grande distribuzione noi facciamo poco o niente e abbiamo fatto ancora meno perché si è notato che in grande distribuzione i volumi più alti sono stati di fascia molto bassa. Senta, nella fase 2 che siamo entrati adesso da poco, ecco, come vi muoverete? Cioè, come arriverete al cliente, al vostro cliente, anche quello del mercato nazionale, ma soprattutto anche nel mercato europeo? Continuiamo a seguire i nostri clienti, a fargli capire che gli siamo vicini, ma continueremo, appena possibile usciremo, andremo ad affiancare gli agenti per fare ancor più quello che si faceva una volta, non vendita di vino a un ristoratore, ma più che altro consulenza per spiegargli cos'è il vino friulano e quali sono i prodotti che possono girargli di più. Non vogliamo saltare la filiera che si è costruita, rimane sempre l'azienda, l'agente o rappresentante, il cliente finale. Il vero aspetto positivo che dobbiamo aver compreso da questa, se un aspetto positivo c'è da questo problema che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, è il riunire la famiglia. Io quello che ho apprezzato molto, famiglia riuniti, ragazzi che erano all'università sono tornati a casa, la sera si giocava a carte, si tornava a fare i giochi di società, a tavola si stava un'ora in più, si chiacchierava del più del meno, la domenica magari in giardino facevamo la grigliata. Ecco, c'è stato un avvicinamento alla famiglia, meno messaggi e più contatto diretto, anche con i clienti, una volta molte mail, molti messaggi, adesso molto più tempo di disponibilità per stare al telefono e per parlare. Bene, cosa ci propone per entrare nella famosa fase 3? Auguriamoci questo. Quello che per noi è un classico, un vanto, una passione proprio personale, una malvasia da malvasia istriana, Vendemmia 2017. Un vino di cui siamo molto soddisfatti, un vino che non viene prodotto tutti gli anni, viene imbottigliato solo nelle annate che abbiamo più soddisfazione in questo vino. Anche questo è un vino certificato Scumpi, quindi a basso impatto ambientale come tutta la nostra produzione. Bene, allora deve fare lei il brindisi, Faccio da solo Conte, lo faccia perché il vino scalda i cuori, anche se abbiamo questa distanza, ma siamo talmente vicini, forse anche più vicini di prima, vi dico sinceramente. Io quello che spero, vorrei fare un augurio, che si possa il più presto possibile tornare a ricevere i clienti in cantina per fargli vedere quello che c'è dietro un'etichetta, per fargli capire la storia che si può trovare in tutte le cantine del Friuli. E chiediamo a Francesco Ospitaleri, perché in questo momento noi ci stiamo avvicinando verso la vendemmia, anche se i magazzini, diciamo, del vino sono ancora lì. Quando arriverà quella nuova, speriamo che tutti i magazzini siano vuoti, in modo tale da dargli lo spazio necessario. Però volevamo sapere prima come si sta comportando in vigna in questo momento l'uva. Secondo te, annata buona questa oppure? Ma allora, diciamo questo, di solito diffido da chi tende a dire che l'annata è buona al mese di aprile o maggio, perché chi fa questo mestiere sa che domani mattina può succedere un evento climatico che cambia l'annata.
Quindi prima di dire che l'annata è buona, portiamo l'uva in cantina e quindi aspettiamo settembre. Sicuramente per il momento le piante hanno uno sviluppo regolare, c'è un buon germogliamento, non c'è una carica di grappoli eccessiva, quindi la produzione dovrebbe essere ben bilanciata senza bisogno di fare tanti interventi e cerchiamo di comunque accudire al meglio, perché questo è un lavoro annuale. La raccolta di settembre è la raccolta di un lavoro che dura un anno, quindi non saranno questi 2 mesi di difficoltà legati al Covid e altro a bloccarci dal fatto di dover comunque portare avanti un lavoro che è iniziato in quest'inverno, quindi molto prima. E poi chi fa questo mestiere di solito è fiducioso, è un ottimista.